Dottore. Buona giornata telespettatrici e telespettatori di Antenna 3 e benvenuti con la prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo da poco concluso la trasmissione in diretta della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario del Veneto dalla Corte d'Appello di Venezia e torneremo naturalmente a parlarne nel corso dei nostri telegiornali. Ora con la prima edizione dei TG, le notizie di cronaca, gli approfondimenti di questa giornata 27 gennaio, sabato, che coincide con la giornata della memoria istituita per non dimenticare la Shoah. E partiamo proprio da questo, perché abbiamo in collegamento da Vicenza la collega Luisa Bertini con il sindaco Possamai. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il sindaco Giacomo Possamai proprio per parlare del giorno della memoria, perché qui si è svolta fino a poco fa una cerimonia molto partecipata proprio per non dimenticare. Sì, è stata una cerimonia toccante perché oltre ai discorsi istituzionali c'è stato un corteo che ha ripercorso la presenza delle pietre d'inciampo nel centro storico di Vicenza, quindi i luoghi da cui sono stati prelevati i deportati vicentini, e quindi ci siamo fermati in occasione di ogni pietra d'inciampo per fare alcune letture e deporre una rosa. Le pietre d'inciampo hanno proprio questo significato e questo senso, sono sostanzialmente dei quadrati di ottone che vengono posizionati per terra con il nome del deportato e il ricordo di quando è accaduto, e sono poste nei luoghi di passaggio in modo tale che le persone ogni volta che camminano per quelle strade possano ricordarsi di che cos'è accaduto in quel luogo negli anni della dittatura nel nostro paese, negli anni delle leggi razziali e quindi anche dell'olocausto, della Shoah. Ecco, un giorno della memoria tra l'altro che qui a Vicenza assume anche una connotazione particolare alla luce degli scontri che ci sono stati sabato scorso per questo corteo, per questa manifestazione contro un padiglione israeliano. È chiaro che anche da Vicenza si è alzato forte il messaggio che ieri ha voluto lanciare anche il Presidente della Repubblica Mattarella sul bloccare ogni rigurgito antisemita, perché nel nostro paese non c'è spazio per l'antisemitismo, non c'è spazio chiaramente neanche nella nostra città, e quindi da questo punto di vista il messaggio deve essere forte e chiaro. Ecco, io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa. Allora, sono molti i temi dei quali vi relazioneremo quest'oggi, sia per quanto riguarda la cronaca, sia per quanto riguarda anche la giornata della memoria, perché sono davvero numerose le manifestazioni che si stanno tenendo nelle città del Veneto per non dimenticare appunto la Shoah. Ma proseguiamo ora con la cronaca da Padova, con la faida tra i supporter del trapper lombardo Simba Larù ed il padovano Baby Touché, con aggressioni violente e ferite tra Padova e la Lombardia. Per il ventenne di Monselice, il questore di Padova ha disposto il foglio di via per 3 anni dalla città. Sentiamo il servizio. Foglio di via da Padova per 3 anni per il noto trapper di Monselice Baby Touché. Lo aveva annunciato il questore Marco Dorisio al termine della conclusione delle indagini sulla violenta aggressione avvenuta in stazione il 14 febbraio 2022, quando i leoni, supporter del trapper, avevano accerchiato, pestato e persino accoltellato alla schiena un 25enne di Lecco, sodale di un trapper nemico lombardo, Simba Larù.
Una faida tra bande rivali che aveva continuato a insanguinare vie e piazze tra Lombardia e Padova e a giugno scorso aveva avuto come teatro anche il parcheggio del Pride Village in via Rismondo, dove lo stesso trapper era stato identificato e denunciato per aver aggredito con altri sostenitori 2 giovani all'uscita del village, utilizzando anche dei tirapugni. Alla denuncia si aggiunge la misura restrittiva notificata dalla divisione anticrimine della Questura, che per Baby Touché si aggiunge al foglio di via del Comune di Vicenza, notificato a giugno 2022, e a quello del Comune di Venezia, arrivato a novembre 2022. Una guerriglia violenta e insensata con la finalità di aumentare i followers sui social. Ciò che emerge, no, a livello proprio anche non solo investigativo, ma dai casi che si sono verificati anche di recente qui in città a Padova, l'elemento principale è appunto la cassa di risonanza, l'amplificazione sui social, dove si mettono appunto video prevalentemente a carattere violento, legato poi ad una finalità che è quella anche di, diciamo sempre, di accrescere i follower. Un'indagine che fa emergere una realtà dove giovani, gli indagati per l'aggressione a Padova sono tutti ragazzi di seconda generazione tra i 20 e i 29 anni, marcano il territorio condividendo i video in rete e sui social insieme a brani e canzoni con testi intrisi di violenza. I ragazzi anzi sono il nostro non futuro, sono già il nostro presente, sono pieni di risorse. C'è la riflessione sicuramente, come ha detto lei già, anche no, quella sugli adulti, cioè i ragazzi sono espressione no, anche delle proprie famiglie, dei propri contesti dove ciascuno di noi nasce, cresce. A me piace usare no, insomma, la definizione clan, no? Il primo clan dove ciascuno di noi quando viene al mondo impara, diciamo, a rapportarsi con le regole e la famiglia, quindi rispetto per la sorellina più piccola piuttosto che per il nonno. Quando parliamo no, di rispetto alle regole parliamo di legalità. L'altro segmento poi è quello per esempio del mondo della scuola. È chiaro che ognuno di questi segmenti deve fare il suo, altrimenti si crea un cortocircuito, né un segmento può diventare sussidiario rispetto all'altro. Ed ancora cronaca da Padova non ce l'ha fatta il 48enne di Villafranca ferito gravemente nell'incidente di giovedì mattina in via Campodoro. Stava andando al lavoro Diego Volpato, 48 anni, era appena partito da casa alle 7 di giovedì quando in via Campodoro a Villafranca Padovana la sua auto, una Hyundai, si è scontrata con un veicolo che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio, finendo la sua corsa contro una Volvo guidata da un 35enne di Mestrino che stava sopraggiungendo. Un impatto violentissimo con la Volvo finita nel fossato e il 48enne incastrato tra le lamiere ed estratto dai vigili del fuoco. Le condizioni di Diego Volpato erano apparse da subito disperate. L'uomo si è spento nella serata di ieri in ospedale, dove i medici hanno lottato per salvargli la vita. Ferito in modo lieve anche il conducente del terzo veicolo coinvolto. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia stradale di Piove di Sacco. Ancora cronaca da Vicenza, appena scarcerato dopo l'ennesimo furto, un ladro seriale ha tentato di introdursi in un bar, è accaduto nella notte in città, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti. Era in libertà solo da qualche giorno, ma il ladro seriale che aveva compiuto decine di furti nel nord Italia è stato bloccato ed arrestato nuovamente ieri sera dagli agenti di polizia della squadra volanti. Si tratta di un cittadino romeno di 46 anni che, da poco arrivato a Vicenza, verso le 4 cercava di scardinare le finestre di un bar in Viale Trento. Alla vista dei lampeggianti, delle pattuglie delle forze dell'ordine, si è dato immediatamente alla fuga, lasciando sul posto gli attrezzi da scasso, cacciaviti e un piede di porco. Individuato dagli agenti mentre tentava di nascondersi in un cantiere di via Ortigara, il malvivente è stato infine bloccato e portato in questura, dove è stato accertato il suo corposo curriculum di precedenti, soprattutto furti in abitazione ed esercizi commerciali nelle città di Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Venezia, Mantova, Belluno, Ferrara ed infine Treviso, dal cui carcere proveniva dopo essere stato arrestato per furto in flagranza. Ha violato le misure restrittive che gli erano state imposte dal tribunale nei confronti della ex compagna padovana. In manette è finito un 46enne trevigiano.
Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, per questo è stato arrestato dai carabinieri di Padova, un 46enne di Treviso. L'uomo era già stato fermato dagli uomini dell'Arma lo scorso 10 gennaio, quando è stato trovato a Padova, nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima, per consegnarle un regalo di Natale. La donna lo aveva visto dalla vetrina ed ha subito allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, lo hanno identificato. Il Tribunale di Padova aveva quindi decretato una misura cautelare che prevedeva il mantenimento di una distanza di 500 metri dalla ex e dai luoghi da lei frequentati, con l'ausilio anche del braccialetto elettronico. L'uomo però ha deciso di non voler rispettare la decisione del tribunale e si è presentato nuovamente davanti al luogo di lavoro della donna. Anche questa volta lei ha allertato i carabinieri che, arrivati sul posto, lo hanno riconosciuto mentre cercava di nascondersi in un bar. Fermato e perquisito, in tasca gli è stato trovato un anello che voleva donare alla donna. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. È ancora sotto shock la città di Padova dopo l'ennesimo caso di aggressione ad una ragazzina di appena 13 anni da parte di 3 baby bulle. Il genitore di una vittima ai nostri microfoni: controllate i vostri figli. Fanno male le immagini dell'aggressione a una tredicenne avvenuta mercoledì pomeriggio all'uscita dalle scuole medie del quartiere. A bloccarla e poi picchiarla con schiaffi, pugni, un calcio alla testa, tutto ripreso con il telefono, 3 quattordicenni giovanissime di seconda generazione, denunciate dai carabinieri ai quali si è rivolta la vittima con i suoi genitori. Un video che in poche ore era stato visto da tutti in quartiere, anche da Rossella Salvan, che ha 2 figli nella scuola della vittima. Il video è arrivato anche a me e sono rimasta scioccata. Io parlo come mamma di 2 ragazzi all'incirca della stessa età della vittima, della ragazza, e mi sento di dire che, al di là della motivazione che ha spinto queste bulle a picchiare questa ragazza con una brutalità inaudita che forse si vede soltanto nei film, ma quelli anche brutti, ci sia da fare una riflessione sui messaggi che i giovani d'oggi hanno fatto propri. Queste ragazzine, a mio avviso, devono essere punite come prescrive la legge, per evitare anche recidive. Bisogna fornire ai nostri figli gli strumenti per difendersi dalle aggressioni, per insegnare loro di chiedere aiuto. Negli ultimi mesi sono numerosi gli episodi a Padova che coinvolgono adolescenti terribili che usano violenza forti e coperte dal gruppo su loro coetanee. È accaduto anche alla figlia di questo papà. Desolante vedere queste cose, perché fanno venire i brividi, penso anche a chi non è genitore, nel senso è proprio un'ingiustizia, ti senti di non essere stato in grado di difendere tua figlia quando vedi questi episodi qui. Sono molto vicino alle famiglie, soprattutto alla ragazza, ma anche ai genitori. Portate pazienza, denunciate, dovete avere pazienza perché purtroppo i tempi sono lunghi. Da qui un invito a tutti i genitori di adolescenti. Mettere al mondo dei figli non significa farli stop, significa perderci tempo, perderci soldi, litigare magari anche con il partner, ma soprattutto perderci tempo e non aver paura di controllare un telefono, perché ricordiamoci che loro sono piccoli, cioè bisogna sapere dove sono, con chi sono, dove vanno, cosa si scrivono, si aprirebbe un mondo. Controlliamoli questi telefonini, siamo noi i genitori, siamo noi gli adulti. Oggi 27 gennaio, lo dicevamo in apertura di telegiornale, è la giornata della memoria e sono molte le iniziative in programma nelle varie città della nostra regione. A Treviso questa mattina c'è stata una lunga cerimonia presso la sede della provincia al Sant'Artemio che ha coinvolto i ragazzi delle scuole. Ora la commemorazione si è spostata davanti alla caserma Cadorin. E proprio dalla caserma Cadorin abbiamo in collegamento il nostro Christian Arboit, che vedo con il sindaco di Treviso Mario Conte. Buongiorno Christian. Sì Marta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Questi, i labari, le associazioni d'Arma, l'AMPI, tutti pronti per commemorare questa giornata iniziata, come hai detto te, al Sant'Artemio. Pochi minuti e si inizia, magari
potrete vedere anche qualche immagine, qualche frammento di questa cerimonia in diretta. Lo hai già visto, lo hai annunciato il sindaco di Treviso Mario Conte. Che significato ha questa giornata anche per la comunità trevigiana, sindaco? La giornata della memoria serve appunto per non dimenticare le vittime del nazifascismo, che hanno scritto una delle pagine più brutte dell'umanità. L'appello che ho fatto prima in provincia ai giovani è che oltre a ricordare dobbiamo imparare dai fatti drammatici della nostra storia, perché non si ripetano oggi in altre forme, in altre modalità, anche se mi pare di capire che ricordiamo ma non impariamo, visto che oggi, mentre noi celebriamo questo momento, c'è una guerra in Ucraina e c'è una guerra in Israele, che sono le due più mediatiche, più tutte le altre di cui non se ne parla. Ma poi c'è anche una forma di violenza nelle nostre comunità attraverso i femminicidi, piuttosto che attraverso il bullismo, che ci deve richiamare tutti a azioni responsabili nel quotidiano e a vivere nel rispetto e nella pace. Quindi quello che si lancia oggi è un messaggio molto più generale. Senta sindaco, c'è un dato anche politico, lei ha parlato di nazifascismo, qualcuno anche a livello di maggioranza, di governo, fatica un po' a parlare di nazifascismo, fatica a condannare espressamente il fascismo, insomma anche tra i suoi alleati. Ma anche questo lo citavo prima, la comunità di adulti di oggi riesce a spaccarsi anche nella lettura della storia. Io spero che non ci si spacchi invece nel programmare il presente e il futuro, un presente che deve essere di rispetto e di pace, dopodiché la storia non è in discussione. Quindi dal giorno della memoria al giorno del ricordo sono due pagine drammatiche anche per le nostre comunità, che non devono essere motivo di divisione. Quindi lei che cosa si sente di dire a quei suoi alleati che magari fanno fatica a pronunciare la parola nazifascismo o fascismo? Ma no, è la lettura della storia che deve essere oggettiva e sincera, senza preoccuparsi delle responsabilità del passato, ma guardando alle responsabilità del presente e del futuro. Grazie sindaco Mario Conte. Una battuta veloce, siamo in diretta anche all'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico, anche lei qui oggi per questa giornata che ha una sua rilevanza anche per la comunità trevigiana, tra l'altro davanti alla caserma Cadorin, un luogo simbolo. Certamente, assolutamente, io poi peraltro sono di Monigo, quindi diciamo che sento anche particolarmente legata alle mie radici la memoria di questa giornata. Oggi diciamo che siamo qui per non fare un esercizio di memoria che sia semplicemente monumentale, museale, ma per ricordarci che ovunque si manifesti la disumanizzazione, la volontà di cancellazione, l'odio e quindi la discriminazione, noi dobbiamo essere vigili e consapevoli di quello che sta accadendo. Oggi è importante ricordare la Shoah, anche perché effettivamente l'antisemitismo sta rincrudescendo e dobbiamo esserne consapevoli, e vogliamo evitare ovviamente qualsiasi anche strumentale sovrapposizione da una parte e dall'altra di quello che è un evento storico che nella sua unicità per dimensioni, per il fatto che è accaduto nel cuore dell'Europa e nell'indifferenza complice della maggioranza degli attori nell'epoca, ha una sua rilevanza, però ovviamente anche attraverso le parole del Presidente Mattarella oggi il pensiero è rivolto a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Senta Scarpa, in 10 secondi perché sta iniziando la cerimonia, c'è un pericolo fascismo oggi in Italia? Ma io, guardi, più che pericolo fascismo penso che ci sia un pericolo di regressione democratica, perché per come vedo anche da parte della maggioranza utilizzare male le istituzioni democratiche e mancare costantemente di rispetto, una forzatura dietro l'altra, una fiducia dietro l'altra della nostra democrazia e soprattutto del nostro Parlamento, non so se parlerei di rischio fascismo, ma sicuramente parlo di necessità di starci molto attenti. Grazie Scarpa. Inizia la cerimonia, Marta. Grazie Cristian per questo collegamento. Guardiamo proprio, ecco, sta per iniziare la cerimonia alla caserma Cadorin, che ricordiamo fu campo di concentramento per numerose persone che vennero proprio rastrellate nell'ex Jugoslavia di allora, una vicenda rimasta per tanti anni nascosta e che è stata riportata
portata alla luce recentemente dall'Istresco. Noi ora torniamo alla cronaca perché ci chiede la linea da Padova la collega Chiara Gaiani. Chiara Gaiani che si trova all'interno di una cartoleria dove, pensate, alcuni minorenni avevano nascosto della droga. Allora veniamo da te, Chiara, raccontaci davvero questa incredibile vicenda. Che cosa è successo? Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo nel quartiere della Guizza a Padova. Ringraziamo Veronica De Carlo, titolare con il compagno di questa cartoleria, che ci racconta davvero una vicenda che è dell'incredibile. Io continuo ad avere dettagli in questi secondi, insomma, prima della diretta, e sinceramente sono sempre più sorpresa. Le telecamere che hanno installato nel negozio vi hanno permesso di capire, insomma, chi era stato a mettere della droga. Voi l'avete trovata durante le pulizie, una quantità di hashish non tanto piccola che era nascosta proprio dentro il negozio. Che cosa è accaduto? Allora sì, in orario di chiusura abbiamo appunto trovato nella zona delle borracce termiche un quantitativo, insomma, importante che va oltre l'uso personale, insomma. E soprattutto con le telecamere siamo riusciti a cogliere soprattutto gli attimi appunto più salienti, e ci siamo resi conto che sono proprio dei ragazzini che frequentano quotidianamente la nostra attività. Ragazzi di terza media, praticamente tra i 13 e i 15 anni, che voi avete visto anche crescere. Certo, esatto, infatti sono ragazzini che vediamo quotidianamente, che abbiamo appunto visti crescere, abbiamo fatto loro i libri di scuola, quindi è stato veramente un colpo al cuore. Andiamo a vedere con il collega Cristian Roque Allende, con Veronica che ci accompagna, dove era nascosta questa quantità di hashish. Era nascosta proprio sullo scaffale, dove proprio su questa zona qui, quindi abbastanza appunto centrale, il quantitativo, e l'abbiamo proprio trovato come sorpresa. Non ce l'aspettavamo proprio per niente, perché è stato un duro colpo. Voi avete subito chiamato la polizia? Sì, certo, la polizia è stata avvisata prontamente e è stato fatto ovviamente le giuste segnalazioni e tutte del caso, e sicuramente appunto la tempestività è stata una cosa che abbiamo premuto molto per andare a contrastare questa brutta faccenda. Però lei ha pensato di non fermarsi qui, anche perché purtroppo sempre questi ragazzi, sappiamo, insomma, la cartoleria è uno dei negozi di vicinato soprattutto per la comunità più piccola, più frequentata. Insomma, è un negozio che diventa anche quasi una casa dei balocchi per certi versi, e per voi avevate registrato anche degli altri atti comunque criminali, sempre fatti da ragazzi e soprattutto da ragazzi, ci raccontava. Esatto, e soprattutto sono partiti, insomma, con piccoli furti e piccoli dispetti che dopo comunque nel quotidiano sono molto frequenti, e noi siamo sempre stati appunto in silenzio, ma abbiamo fatto comunque nei social un appello proprio ai genitori di stare più vigili, di guardare molto di più i loro figli, insomma, ecco, perché sono piccole cose ma sono sempre anche piccoli segnali da dove si può partire e evolvere la questione. Ecco, infatti voi avete pensato che era il momento di non chiudere più gli occhi, di non cercare più di fare gli amici magari dicendo ma che cosa stai facendo, avete pensato proprio di intervenire, di chiedere un aiuto concreto soprattutto prima di tutto ai genitori. Allora, quali sono i segnali che secondo lei i genitori devono cogliere subito? Allora, sicuramente i ragazzini hanno un range appunto di disponibilità economica molto ridotta, quindi un appello che va ai genitori è guardare, stare molto attenti a magari i soldi in più che si possono trovare nelle tasche, che magari gli date, che si trovano appunto nell'astuccio della scuola, magari delle penne che magari sono un po' più costose rispetto a quelle che prendono di solito, del materiale nuovo che voi non gli avete acquistato, quindi tante piccole cose che sono dei grandi segnali in verità. Ecco, anche perché, e su questo chiuderei Marta, voi ci raccontate che non accade solo nel vostro negozio, c'è questa diciamo piccola banda strutturata che nel quartiere è conosciuta dai commercianti. Esatto, purtroppo come da noi sicuramente capita anche in altre attività, quindi si ritrovano proprio anche al di fuori e magari si spartiscono anche appunto il bottino.
Allora Marta, con questa vicenda davvero preoccupante e incredibile, segnale insomma di qualcosa che non funziona e su cui soprattutto noi come adulti dobbiamo riflettere, io ringrazio davvero Veronica De Carlo per averci ospitato all'interno del suo negozio, ringrazio Cristian Racheyende per la collaborazione tecnica e da Padova ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, buon lavoro naturalmente ai colleghi della redazione di Padova. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. La linea torna alla regia. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, prima della pubblicità, dunque con il collegamento da Padova. Abbiamo sentito la notizia di questo quantitativo anche considerevole di droga, di hashish, che è stato ritrovato all'interno di una tabaccheria, di una edicola, di una cartoleria per ragazzi, nascosto dietro delle borracce, e la sconvolgente scoperta che sono stati proprio dei ragazzini, poco più che bambini, a collocarla. Nei giorni scorsi, sempre da Padova, le immagini scioccanti dell'aggressione da parte di 3 baby bulle ad una ragazzina di appena 13 anni. Tutte vicende che davvero portano gli adulti ad interrogarsi su cosa stia accadendo, e su quest'ultima vicenda è intervenuto anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Sentiamo l'intervista. Quello che anche di recente è accaduto conferma purtroppo una tendenza negativa che abbiamo registrato nel passato. Noi possiamo fare ovviamente molto come giustizia, ed è cosa che abbiamo fatto anche attraverso il recente DDL sulla microcriminalità, ma intervenire significa andare a fare prevenzione soprattutto. La prevenzione tu la fai attraverso gli strumenti, ma la fai ovviamente coinvolgendo soprattutto il sistema, che non è solo il Ministero della Giustizia, non è solo la magistratura, non è solo le forze di polizia, ma è la scuola, sono le amministrazioni che ad esempio dovrebbero concedere spazi ulteriori per aggregazione sana dei giovani, ed è ovviamente il necessario coinvolgimento dei genitori. I genitori devono prendere coscienza di questi fenomeni che sono in aumento e intervenire. Come? Ovviamente assumendosi la responsabilità nella educazione dei figli. Credo che molto anche dipenda dalla comunicazione, infatti anche il lavoro che fate voi, insomma, secondo me è importante nel raccontare bene questo fenomeno e nel far capire ai giovani che il rispetto delle regole è quello, l'essere figo, e ti rappresenta poi anche il tuo essere come identità, come persona all'interno della società e della comunità. Ed ancora giovanissimi protagonisti di quanto accaduto l'altro giorno a Treviso davanti all'Istituto Riccati. Siamo in Piazza Vittoria. Ma non è la prima volta. Quando mi dici è già successo prima. Non è la prima volta? No, ma che è già successo prima, che si mettono in tanti contro uno. Ma secondo te c'è un problema di baby gang? No, tranquillo. Secondo me? No, niente. Qua a Treviso è una città tranquilla. Non è vero, non è una città tranquilla, stai zitto te. Ogni tanto succede, ma come dappertutto. A fare da sfondo l'episodio di ieri mattina che ha messo al centro delle cronache cittadine un gruppetto di giovanissimi che avrebbe atteso, accerchiato e poi colpito un coetaneo fuori dall'Istituto Riccati. È uscito da scuola, ha visto sti ragazzi che cercavano altra gente da picchiare, no? Ah, li cercavano proprio da picchiarli? Così mi ha detto. E secondo te è un regolamento di conti? Ma un po' di sì, sicuro. C'è qualcosa sotto. Notizia che ha già fatto il giro. In giornata i carabinieri hanno sentito la scuola, sentiranno anche gli autisti dei mezzi MOM che i ragazzini, assembrandosi, hanno poi bloccato in mezzo alla strada. Nessuna denuncia ad oggi risulta presentata, né sono stati segnalati accessi al pronto soccorso. L'hanno chiusa così, tra urla e spintoni, pare. Purtroppo, come sta diventando pericolosamente di moda, a testimoniarlo sono proprio loro, i ragazzi. È un fenomeno abbastanza noto tra di voi. Sì. Sì, in sto periodo, in questo momento, sì. Vengono anche qui davanti a Riccati? Certe volte sì, senza problemi. Ma
Questi ragazzi da dove vengono? Sono studenti? Alcuni sì, altri di altre scuole, non per forza dei Riccati. Si incontrano e la gente è attorno a loro e iniziano a picchiarsi. Secondo me, a parte che hanno tantissimi problemi dietro, però... Sì. Un fenomeno che accomuna Treviso alle altre città, che i ragazzi però conoscono. Come in Piazza Borsa sappiamo, avvengono altri avvenimenti. Tanto da aver imparato a difendersi. Stare lontani, ecco. Cioè, piuttosto che ti vengono là a chiedere soldi, una sigaretta, evitarli. La cronaca giudiziaria è definitiva la condanna a 14 anni e 10 mesi per l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroque Fernandez, accusato dell'attentato avvenuto ad agosto del 2018 ai danni della sede della Lega Nord Liga Veneta di Villorba di Treviso. La Cassazione ha respinto i ricorsi della Procura Generale di Venezia e del suo difensore. L'uomo era stato condannato nel marzo dell'anno scorso anche per il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione in primo grado. Era stato condannato a 28 anni. E torniamo ora a parlare della strage del bus di Mestre. Depositata la perizia medico-legale, l'autista Alberto Rizzotto non è stato colto da malore ed ora il cerchio delle indagini si stringe. Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale, consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata, che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema dei guardrail, per carità lasciamo ai periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, e si vede proprio nel tentativo però il bus non rispondeva più. Cos'è successo dunque davvero quella sera? In attesa dell'esito delle perizie mancanti, quelle sul cavalcavia effettuate dall'ingegner Migliorino e quella sul bus, il cerchio si restringe notevolmente e il timore che la causa stia proprio nel mezzo si fa sempre più spazio, anche alla luce dei successivi incidenti che hanno visto coinvolti 4 mezzi proprio della linea. Io dico che le immagini che Media Nord-Est ha evidenziato più volte sono eloquenti e non ho contezza, lo dico in maniera, so che anche i vigili del fuoco abbiano fatto dei rilievi precisi sul tema di alcune questioni di carattere meccanico o tecnico. Certo, la Procura sta facendo un grande lavoro, ha affidato degli esperti importanti e ci auguriamo che presto arrivi la verità. Proprio ai nostri microfoni, infatti, un ex dipendente in forma anonima aveva puntato il dito sul malfunzionamento dello sterzo di questi mezzi, su cui molti pendolari oggi hanno paura di salire. Se la gente, i cittadini hanno paura, noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta sicura. Il tema di questo gravissimo incidente, intanto c'è un punto fermo. Alberto era una bravissima autista, una brava persona. Purtroppo ha fatto di tutto per salvare la situazione. Credo che la testimonianza dei quei 50 metri che non riusciva più, perché, io chiudo dicendo, come avete voi ben evidenziato, perché non riusciva a riportare al centro del cavalcavia il bus e sbandava sempre in continuazione. Credo che con ansia lasciamo ai tecnici farlo, speriamo che presto arrivino le perizie su queste parti meccaniche che ci dicano finalmente la verità. Stop al farmaco sperimentale per la distrofia di Duchenne. EMA ha deciso la disperazione delle famiglie dei bimbi malati per i quali il medicinale rappresenta al momento l'unica speranza di rallentare la progressione della malattia. Siamo scioccati perché appunto già come mamme, come genitori, come famiglie dobbiamo sopportare tanto dolore nella nostra vita e quindi questa decisione
sinceramente dal nostro punto di vista è disumana. La notizia temuta è arrivata stamattina ed è come un pugno in faccia per le famiglie dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato parere negativo e Translarna, l'unico medicinale al momento a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia, verrà ritirato dal mercato. In queste settimane vi abbiamo raccontato la battaglia delle famiglie di questi bimbi. Tra loro c'è anche Leonardo, 6 anni, di Mogliano. La mamma, Elena Semenzato, pensa con angoscia alle prospettive che ora si aprono per il futuro di suo figlio. La prospettiva che ci avevano dato i medici è che con questo farmaco lui potesse camminare quasi fino alla maggiore età. Invece adesso, se verrà tolto, la malattia ricomincerà a galoppare, quindi come possiamo sentirci? Cioè, che ci viene tolta l'unica speranza che avevamo. La chat delle mamme è piena di messaggi di disperazione e rabbia. Il farmaco non rappresenta una cura della malattia, ma, come confermato da molti medici che seguono i bimbi, ne rallenta il progredire. Noi come possiamo accettare una sentenza così in silenzio? Cioè, dobbiamo perlomeno farci sentire come genitori, perché siamo veramente... ci sentiamo di vivere un inferno, siamo disperati, i nostri figli già sono messi a dura prova da una malattia grave degenerativa, la distrofia più grave esistente, quindi non ci sembra umano tutto questo. Dopo questo parere negativo ci sono 67 giorni di tempo prima che il farmaco venga ritirato dal mercato. Le scorte in Italia sono molto limitate, a differenza di altri stati europei. Che ne sarà di queste medicine? Si chiedono i genitori. Al momento non ci sono farmaci alternativi ed il futuro di questi bambini, temono mamme e papà, sarà peggiore di quello che potrebbe essere se continuassero la cura, magari in attesa di risultati della ricerca per curare la distrofia di Duchenne. E noi ci aspettiamo purtroppo che nostro figlio smetta di camminare prima e che abbia problemi respiratori prima, perché è una malattia che attacca tutti i muscoli, compresi quelli respiratori e il muscolo cardiaco. Quindi il rallentamento è di tutte queste tappe quello che dà Translarna, e per noi è importantissimo un rallentamento di queste tappe, perché il tempo per noi è estremamente prezioso e lo sono anche le condizioni di vita di questi ragazzi, perché dico, ok, già hanno una vita breve davanti, gliela vogliamo far vivere almeno nel migliore dei modi? E restiamo nel Trevigiano, continuano le ricerche dei carabinieri dei malviventi che sono sfuggiti ad un posto di blocco a Castello di Godego l'altra sera, dopo che una gazzella dell'Arma aveva intercettato e seguito un'auto sospetta che dopo un inseguimento a folle velocità è finita fuori strada. Gli occupanti, i probabili autori di reati, si sono dati alla fuga a piedi e sono tuttora ricercati. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso, materiale per il travisamento e diverse borse da donna verosimilmente rubate. E analoga vicenda a Villorba, dove un'altra vettura è stata intercettata dai carabinieri dopo un furto in un'abitazione nella quale erano stati rubati dei soldi. I malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo verso il veneziano, ma lasciando dietro di sé una serie di elementi che potrebbero portare alla loro identificazione. I carabinieri sottolineano l'importanza della segnalazione da parte dei cittadini, della segnalazione tempestiva da parte dei cittadini di tutti gli eventi di questo genere, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento e la cattura dei malviventi. E continuiamo con la cronaca, andiamo nel veneziano perché c'è stata un'ennesima spaccata a Marghera. Vediamo. Sono le 2:22 di mercoledì notte. Un primo colpo di tombino contro il vetro della porta del bar in via Bernardo de Canal a Marghera fa tremare tutto il negozio. Poi un secondo colpo, quello che permette al malvivente di entrare, rubare il registratore di cassa con 300-400 euro all'interno e fuggire. Tutto in pochi minuti. Scena che viene ripresa dalle telecamere dell'esercizio, ma quando Mitu, il titolare, se ne accorge, il ladro è già fuggito e rimane la conta dei danni che supera di gran lunga il bottino. L'ennesima spaccata a Marghera.
loro hanno imparato già per fare questo qua, non è che prima volta ci vede che una persona che forse sempre che fa questo. Io dico per estate che bisogna controllare un po' questo qua, perché noi non possiamo lavorare, perché tutti i negozi sono avanti la vetrata, non hanno le serrande. Chi non hanno la serrande, loro sempre pagano danni, magari portano via 100, 200, 300 euro dalla casa. Per sistemare la vetro devi pagare 1.000 euro. Questo qua una persona, per il momento non c'è anche tanto lavoro. L'amarezza è tanta, soprattutto per chi come Mitu ha appena intrapreso l'attività. Io ho messo tutti i soldi della mia vita per creare questo qua bar, ho aperto da 3 mesi, non è da tanto. Però quando ho aperto sì, ho iniziato ad avere un po' di clienti, però il problema è che il bar, quando lavoro, sempre che c'è gente che fa un po' casino. Speriamo che questo casino finiscerà presto, vogliamo vivere bene. Siamo qua, venuti in Italia, vogliamo dire che non vogliamo rovinare l'Italia. Anche sono straniero, quelli che ho fatto anche sono stranieri, sicuro, 100%. Residenti e commercianti sono esasperati perché nonostante i blitz delle forze dell'ordine e i controlli, la situazione non cambia, anzi dicono il problema sembra spostarsi e l'appello è sempre lo stesso. I commercianti di Marghera hanno paura di uscire dalle proprie attività nell'orario di chiusura e i cittadini di Marghera non escono dopo una certa ora, dopo le 6, e quindi c'è pericolo per tutti perché hanno paura di incontrare persone che li scippano. Noi saremmo stufi di questa situazione, addirittura stanchissimi. Vorremmo un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine e anche il territorio un po' illuminato e controllato da telecamere. Questa richiesta è l'ennesima volta che la faccio, anche perché questi commercianti di Marghera possano lavorare in tranquillità. La cronaca ci porta ora a Tezze sul Brenta con degli atti vandalici che hanno coinvolto un capitello. Ci colleghiamo subito con la nostra Vanessa Banzato assieme a Franco Cerettola. A te Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Campagnari di Tezze sul Brenta, questa frazione di Tezze sul Brenta, dove guardate un po' che cosa si sono trovati davanti le persone che stavano transitando lungo questa pista ciclopedonale e magari volevano fermarsi per una preghiera alla Madonnina. La statuina della Madonna completamente decapitata e ovviamente c'è molta rabbia tra i residenti, perché tra l'altro non è la prima volta che un capitello, una figura religiosa, una figura di santi o in questo caso la Madonnina proprio, vengono presi di mira dai vandali. Con me Francesco Cerantola, che tra l'altro anche l'altra volta quando si è verificata la decapitazione, l'ennesima capitazione di una statuina religiosa, si è attivato proprio per sistemarla. Ci vuole raccontare un po' cosa è successo? Allora, ieri una signora che è venuta, passava di qua verso il mezzogiorno e mezzo, ha visto la Madonnina decapitata con la testina a fianco nel davanzale. Ha messo subito su Sedi Tezze sul Brenta su Facebook il messaggio e tutti quanti hanno scritto il loro parere. Poi è tornata alle 2:30 per farlo vedere a un'altra signora e ha visto che la testina della Madonna non c'era più. Ma non solo la testa non c'era più. Era spostata anche la Madonnina, era spostata come adesso. Come si trova adesso, là così. Allora io ho visto il messaggio alle 5, sono venuto qua e ho constatato il danno che c'era. Adesso bisogna sistemarlo in qualche modo. C'è tanta rabbia, soprattutto perché non è la prima volta. No, proprio un anno fa hanno decapitato con un petardo all'ultimo dell'anno nella ciclabile che porta a Belvedere la statua di San Giuseppe, hanno decapitato e anche quella volta abbiamo trovato uno che l'ha recuperata molto bene, però non sono cose da fare, lasciate stare i capitelli per favore. Sì, lei ha denunciato la cosa ai carabinieri? No, io non ho denunciato a nessuno, però la cosa è tanto pubblica, tanta gente l'ha vista, poi penso che come l'ha vista ieri, l'ha vista tutti quanti qui in paese.
La cosa che fa un po' specie è il fatto che in pieno giorno, quindi tra mezzogiorno e mezzo e le 3, la testina sia sparita. Questo fa proprio caso. Io spero che qualcuno l'abbia visto la testina, ha detto la porto a casa. Se ce la restituisse ci farebbe un grosso favore, perché noi recuperiamo la statuina, la recuperiamo se abbiamo la testina, altrimenti dobbiamo sostituire. Che cosa si sentirebbe di dire alle persone che hanno fatto questo? No, lasciate stare per favore i capitelli, scherzate con chi volete, non abbiate rispetto almeno, se voi non ci credete non è colpa di nessuno, però non date toccare le cose sacre, i capitelli, le immagini sacre non vanno oltraggiate sicuramente. E si tratta di giovani secondo lei? Sì, senz'altro, penso che ragazzi di 13, 15, 18 anni, ma non 18 anni, meno di 18 anni, quando sono in gruppo si fanno spavaldi, credono di fare chissà cosa e fanno queste sciocchezze che non dovrebbero fare. Ecco, abbiamo sentito Marta, c'è parecchia rabbia, c'è rammarico anche nel vedere proprio che queste immagini sacre vengono prese di mira, vengono distrutte fondamentalmente senza nessun motivo, giusto? Non so che motivo a prendersi con una statuina, non credo che ci sia nessun motivo, anche se uno non ci crede non vai a prendersi con una statuina sacra. Ci sono delle telecamere qua attorno? Non lo so se ci sono delle telecamere, perché io non lo so, qui siamo in una zona abbastanza allargata, comunque può darsi che ci sia qualche telecamera in qualche casa qui vicino, non lo so. Però ecco, lei adesso si adopererà per almeno ripristinare la statuina. Provvisoriamente metteremo un'altra statuina della Madonna, poi se riusciamo a recuperare questa ritornerà questa nel loro posto, nel suo posto originale. Bene Marta, da Campagnari di Tezze sul Brenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, al suo ospite, per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci, siamo di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, ne abbiamo già parlato prima nel corso dei nostri collegamenti con Vicenza e con il centro di Treviso, dove sono in corso diverse commemorazioni. La storia che vi vogliamo raccontare ora è una storia davvero molto toccante, che vede coinvolto il nostro territorio, Treviso in particolare. Ed abbiamo qui con noi in studio, lo ringrazio davvero per essere nostro ospite, il signor Giovanni Campagnolo. Buongiorno signor Giovanni e grazie per essere qui e aver accettato il nostro invito. Il signor Giovanni è figlio di Gioacchino Campagnolo e di Erminia Caon, che sono rientrati tra i giusti delle nazioni, perché con le loro azioni sono riusciti a salvare dal campo di concentramento 2 donne ebree, una mamma e la sua bambina. Allora, signor Giovanni, vuole raccontarci che cosa hanno fatto i suoi genitori? I miei genitori, per mamma e bambina, hanno fatto ospitalità, le hanno dato un insegnamento abbastanza rigido, che dovevano fare tutto quello che facevano le mie sorelle maggiori. E così hanno fatto e hanno salvato la loro vita. Ecco, perché lo ricordiamo, no, signor Campagnolo, voi siete una famiglia molto numerosa, no? La sua mamma e il suo papà hanno avuto 8 figli. 8 figli, io sono il minore. Siamo ancora 3 qui presenti sulla terra e altri 5 maggiori sono andati via.
Ecco, i suoi genitori quindi hanno ospitato questa mamma, la signora Esther Lina Bergman, che era tra l'altro una cantante lirica, quindi una persona anche conosciuta in Francia, dove viveva assieme alla sua bambina Diane, la sua figlioletta, e le hanno ospitate nella loro abitazione che si trova a Carbonera, si trovava a Carbonera. Sì, ed è ancora presente a Carbonera questa abitazione. Tra il dicembre del 43 e l'aprile del 45. Sì, esattamente dall'aprile del 43, cioè dall'aprile del 45, che è venuta la liberazione praticamente, ci hanno salutato e sono andati a Firenze, dove erano in precedenza. Solo che la Diane, la figlia, non voleva più andare via dalla nostra famiglia e hanno dovuto riportarla da 25 aprile, che sono andate via 26, fino a settembre di quel stesso anno, perché per lei era rimasta la famiglia sua, quella nostra. Ecco, guardi, la stiamo proprio vedendo qui, la signora Diane assieme a lei, perché lo scorso settembre è venuta qui in Italia. Lei ora vive negli Stati Uniti e ha voluto, insomma, rendere omaggio anche ai suoi genitori, alla tomba dei suoi genitori, che hanno permesso di salvare la vita a lei e alla sua mamma. Ecco, la Diane ogni volta che veniva in Italia, la prima cosa veniva in famiglia e ci raccomandava di comprarle dei fiori, perché poi lei andava a depositarli nella tomba dei miei genitori. Ho visto anche la foto. Sì, adesso magari vediamo se Francesco Cerone e Tony Esposito, che sono alla regia, riescono a farci vedere anche le fotografie. C'è una foto dei suoi genitori, della sua mamma e del suo papà, che hanno avuto questa importante onoreficenza, no? Sono i giusti, sono stati inseriti tra i giusti delle nazioni, sono 27 nella nostra regione, le persone che con il loro operato sono riusciti a salvare delle persone. Ecco, qui vediamo la casa dove abitavate, no? Una casa di campagna, una casa semplice, perché suo papà faceva il contadino, faceva no? il contadino in un'azienda dell'ospedale di Treviso, mezzadro, ma ha detto che stava bene, si trovava bene. Lui, ho visto la foto eravamo 8 figli, i 2 genitori, poi c'era Diane e sua mamma, e ci sono altre persone che venivano rifugiate da centro città o da Padova, perché anche in certi posti mi dicevano non siamo più sicure e allora rimaniamo qui da voi, e facevano compagnia alle ebrei. Ecco, questa è una storia, no, della vostra famiglia, che ovviamente lei ha più che altro sentito raccontare, no? Perché essendo il più piccolo dei fratelli, lei è nato, posso chiederglielo quando, signor Campagnolo? Io? Lei è nato Sono nato il 1° giugno del 1943. Nel 43, quindi era piccolissimo, no? Ero piccolissimo, come si vede nella foto là dove c'era il maiale, che avevano ammazzato il maiale per mantenere tutte queste persone. Certo, quindi lei era un bambino piccolissimo, ovviamente non può avere dei ricordi, ma sono delle storie che avete sentito raccontare. I ricordi, no? Mi sono rimasti come li avessi vissuti e visti, perché mio padre, finché io non avevo una certa età, continuava a raccontarmeli. Perciò per me è proprio come fossi presente nei momenti sui.
Ecco, tra l'altro, insomma, quello che ha fatto suo papà l'ha messo anche a rischio, no? Perché sappiamo che cosa succedeva alle persone che venivano scoperte a dare accoglienza, a dare ospitalità, a nascondere degli ebrei. Tant'è che una volta ha anche rischiato grosso suo papà. Nel 1944, nell'agosto del 1944, arrivarono due tedeschi che l'hanno portato via. L'hanno portato alla fine della campagna che lui lavorava e le hanno chiesto su quell'albero voleva essere impiccato. Lui disse: per me è la stessa cosa, se dovete impiccarmi mettetemi anche in quello centrale. Al momento hanno incominciato a interrogarlo e dirle: ma tu sai, tu non sai, tu lo sai? E lui continuava a dire: ma io non so niente, non so niente. E dalle 4 del mattino, per farla un po' breve, ha detto: mi hanno tenuto fino alle 4 del pomeriggio con la corda appesa all'albero perché dovevano fare questo, impiccarmi. Però lui, la sua forza, la sua fede, il suo coraggio l'ha mantenuto calmo e tranquillo. Apparentemente, ha detto, perché poi aveva il cuore che batteva forte. Credo. E è riuscito a salvarsi la vita perché non ha parlato di niente. Perché? Perché mio padre pensava che volessero sapere qualcosa delle ebree, mentre i due tedeschi che volevano impiccarlo pensavano che lui sapesse che a 100 metri di distanza dal nostro confine del terreno c'era una casa, un ospedale ricavato per il lazzaretto, lo chiamavano. Era una casetta per i tubercolosi. Mio padre è rimasto sempre rigido nel suo dire di no, finché dopo 10 ore il comandante tedesco le ha detto: ma se questo non parla, non dice niente, a casa ha una famiglia numerosa, vuol dire che veramente non sa niente. Difatti non sapeva niente del tedesco, sapeva solo di avere 2 ebrei in famiglia e che loro fossero venuti a sapere questo. Mi ha insegnato mio padre sempre da quei giorni in poi a dire: cerchiamo di non odiare il prossimo come dovevo al momento odiarlo, perché alla fine di 10 ore mi hanno salvato la vita. Eh sì, e lei è riuscito quindi a poter avere il suo papà, no? Da quello sono riuscito a capire che con la violenza non si va da nessuna parte, ma con la bontà e la calma, la tranquillità, con la fede si va dappertutto. E sono davvero delle parole molto belle queste, le sue. Allora rimanga qui con noi, signor Campagnolo, perché ora ci chiede la linea da Marghera la collega Anna Maria Parisi e la vediamo, ecco, in diretta, perché qui stanno arrivando una manifestazione, insomma, di trattori, non so esattamente se siano degli agricoltori o cosa, che stanno però creando parecchi disagi alla viabilità di tutta la terraferma veneziana. Anna Maria, che cosa sta succedendo? Sì, buongiorno Marta, ecco, stai vedendo proprio in diretta l'arrivo a Mestre della protesta dei trattori, agricoltori che arrivano da tutto il Veneto, in una trentina circa con i trattori. Alcuni sono già arrivati, siamo a Forte Marghera, vediamo l'assembramento dietro a questo, alle tante macchine delle forze dell'ordine, dei trattori proprio in fondo, con le immagini di Simone Merlo, guarda la macchina delle forze dell'ordine. Sentiamo dai clacson il loro arrivo. Questa è la protesta che dopo Trento è arrivata oggi qui a Mestre e poi proseguirà in quel di Venezia. Traffico paralizzato in tutta la città e sono
gli agricoltori che, così come è successo, sta accadendo in Francia e in Germania, vogliono far sentire la loro voce contro le politiche europee, dicono, nazionali e anche locali, che stanno strozzando le piccole e medie imprese dell'agricoltura. Adesso spazio alle immagini. Ecco Anna Maria, stiamo vedendo quindi il corteo di trattori, dove sono diretti? Sono diretti a pochi passi da qui al piazzale di Forte Marghera. Stazioneranno qui per un'ora e più, dopodiché si dirigeranno verso Venezia. Il programma prevede che si dirigano a piedi a Venezia, o meglio con delle navette, per essere presenti verso le 15 lungo Piazzale Roma e poi il ponte di Calatrava. Ora non so se il programma resti quello o comunque cambi, poi glielo chiederemo. Vediamo anche la macchinina con le immagini, il pupazzetto della mucca. Adesso cercheremo di intervistarli e poi naturalmente ci sarà anche nel corso del telegiornale della sera, Marta, un ampio servizio che documenterà quanto chiedono questi agricoltori. Tra l'altro a cappeggiare il corteo ho visto c'è una donna che guida uno dei trattori presenti qui a Mestre. Queste sono le immagini che stiamo trasmettendo con Simone Merlo in diretta. E da Trento sono arrivati, dopo Trento arrivano qui a Mestre, vedi, strombazzano, vogliono far sentire la loro voce simbolicamente per il tramite del clacson dei loro trattori. Tantissimi, Marta, i cartelli con cui inneggiano a politiche diverse da quelle attualmente presenti anche a livello nazionale e locale. Ecco Anna Maria, allora io direi a questo punto se volete raggiungere il luogo dove si fermeranno questi trattori, così magari vediamo di sentire prima della fine del telegiornale qualche intervista. Allora vi restituisco la linea per il momento. A tra poco, grazie Anna Maria, con il contributo tecnico di Simone Merlo. Rieccoci in studio con Giovanni Campagnolo. Abbiamo interrotto con questo fatto, insomma, di cronaca che ha creato anche parecchio disagio, soprattutto alla viabilità. Del resto lei diceva voi siete cresciuti in campagna, quindi conoscete anche quelle che sono le tematiche delle quali si sta parlando. In questi giorni, signor Campagnolo, lei è stato chiamato in molti eventi proprio in occasione della giornata della memoria per ricordare quello che hanno fatto, che sono riusciti a fare i suoi genitori, e lei ha sempre detto no, io cercherò di impegnarmi anche parlando con i ragazzi, anche parlando con i più giovani, perché non venga dimenticato quello che è successo. Perché memoria resti e per non dimenticare. Ieri ho avuto una grande soddisfazione nel comune di San Biagio alle scuole, che prima avevo raccontato la mia situazione, della mia famiglia, dei miei genitori, poi siamo andati al monumento dei caduti e alla fine ho avuto un gruppetto di ragazzi della scuola che sono venuti a darmi la mano e ringraziarmi perché ha veramente detto quello che pensavamo. Però c'è una vera testimonianza e mi ha fatto molto piacere a sentire dei giovani che si stanno avvicinando
questo giorno della memoria. Ecco, perché poi è questo quello che conta, no? Perché la memoria deve essere tramandata e deve restare, quindi è proprio ai giovani, ai ragazzi che devono essere rivolti questi messaggi affinché non si dimentichi quello che è accaduto e possibilmente non si ripetano gli errori del passato, anche se purtroppo la storia recente ci dimostra quanto sia corta la memoria dell'uomo in questo senso. È veramente corta. Noi abbiamo fatto con mia sorella maggiore a suo tempo alle scuole all'inizio del 2000, abbiamo fatto diverse classi, diverse scuole, diversi paesi. Poi è stato un momento di tranquillità, diciamo, non ci hanno più fatto sentire nessuno, ma in questo periodo è stato il primo paese, San Biagio di Calalta, che si è dato da fare e dove che ho avuto una grande soddisfazione. Ora si è aggiunto altri comuni, tipo Macerata e qualche altro che mi hanno chiesto ieri sera che hanno visto il filmato a Carbonera. E ringraziamo anche la casa di produzione che ci ha fornito un piccolo spezzone di quelle immagini che abbiamo visto della signora Diane quando appunto è venuta proprio ad ottobre a visitare e a portare un omaggio alla tomba dei suoi genitori. Ecco, sono queste le immagini del filmato che poi confluirà in un documentario che verrà presentato tra qualche mese, che racconta la storia, insomma, della sua famiglia e dei suoi genitori. È vero, signor Campagnolo, che all'inizio il suo papà Gioacchino non aveva detto neanche alla mamma che quelle due donne che ospitava in casa, questa mamma e questa bambina, erano delle ebree? Ha tenuto il segreto perché pur che non trapellasse nessuna chiacchiera, perché dice saperlo in uno è uno, ma quando siamo in due che lo sa è pericoloso che possa uscire qualche parola in più. Allora mio padre, finché non è venuto il giorno della liberazione, queste due le aveva considerate parenti lontani dalla Francia, dall'Alsazia. Quindi aveva detto a tutti che erano delle lontane parenti che erano arrivate. Lui era stato avvantaggiato perché nel 1930 è arrivato a Carbonera, che prima abitava a Resana, e non era molto conosciuto. E dopo eravamo l'ultimo paese di Carbonera e il primo paese di Pezzan. Perciò nessuno sapeva bene neanche quale era la nostra parrocchia. E andavano alla parrocchia di Pezzan perché era più vicina come chiesa, però la parrocchia fino al 47 era quella di Carbonera. Quindi facevano finta, insomma, di essere cattoliche, ovviamente Hanno dovuto imparare anche a essere come le cattoliche pur di salvare la propria vita. Ecco, un'ultima domanda le faccio, signor Campagnolo, perché poi dobbiamo chiudere. Che effetto le ha fatto incontrare dopo tanti anni quella che allora era una bambina, che ora è una signora anziana, Diane, che è viva grazie a suo papà? Era una bambina di 7 anni, io ne avevo 2 e mezzo, e lei 7 anni e mezzo. Mi ha fatto un effetto nel 1993 a vederla per la prima volta alla Cadi Carraresi. Era l'8 novembre 1993 che l'ho incontrata. Ci siamo abbracciati e lei ha detto: sono venuto a trovare i miei fratelli. Quindi eravate come fratelli, eravate una famiglia. Sorella. Eravate una famiglia. La mamma nel frattempo era morta, prima si scrivevano con mia sorella maggiore, poi avevamo perso i contatti fino agli anni 92. Nel 92 Louis Goldman ha scritto un libro e la data della presentazione era appunto quella del novembre del 93. E da allora ha raggruppato quei sfolati che erano venuti a Treviso e la Cadi Carraresi ci ha dato il libro Amici per la vita.
Amici. Anche più che amici, no? Perché era una sorella in più, eravate in 8, ne avete acquisita un'altra. Un'altra e la mamma. E siamo diventati 10 figli e 2 genitori, e mio padre, se poteva, aiutava tutti. Diceva, bisogna essere fedeli, bisogna avere fede, speranza e carità. Ma la fede lui la intendeva come essere fedeli col prossimo. La speranza, sperare che questi potessero essere persone che poi potevano nel futuro migliorare la propria situazione. E la carità, perché lui, piuttosto di ricevere, sperava e prima o dopo dice: la fede mi salva, do piuttosto di ricevere. E quel poco che aveva l'ha dato e l'ha messo a servizio degli altri, la fede, la speranza e la carità, riuscendo a salvare due vite umane. Io la ringrazio davvero, signor Campagnolo, di essere stato qui con noi e di aver condiviso anche con tutti i nostri telespettatori questa testimonianza così importante, perché la memoria di questi fatti deve rimanere, deve essere tramandata alle prossime generazioni. Grazie ancora. Vi ricordo tra l'altro che Antenna 3, in occasione della giornata della memoria, trasmetterà in diretta questa sera dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, a partire dalle 21, lo spettacolo teatrale Baracca 18, ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del coro ANA di Oderzo. Il giorno della memoria, quindi 27 gennaio, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini, che era ieri, il 26 di gennaio, data della battaglia di Nikolaevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini, in un doveroso omaggio a quello che è stato e a chi ha profondamente sofferto. L'appuntamento quindi è questa sera con Baracca 18 alle 21 su Antenna 3, per partecipare appunto a questo spettacolo nato proprio dal cuore del nostro territorio. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci e buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione insiste sull'Italia, dove il tempo rimane stabile e asciutto, ma anche piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, specie sulle zone montane e pedemontane. In pianura avremo iniziali foschie e nebbie, anche estese, in lento dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 0 e 3 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento, su tutta la regione cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato, salvo la presenza di locali annuvolamenti residui. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.